spagnolo. E la sua attività di ricerca verte principalmente sulla struttura sociale ed economica dei gruppi umani che abitarono l'Europa meridionale durante l'ultimo massimo glaciale. Do la parola al dottor Visentini. Prego. Grazie. Allora, oggi parliamo un pochino di quello che è il popolamento preistorico delle Prealpi venete e in particolare cerchiamo un po' di vedere più concretamente quella che è la zona prossima alla parte del Riverese, quindi la parte insomma, delle Prealpi Pelisane, poi vedremo un po' più in dettaglio il Cansiglio per una delle zone in cui sto lavorando ultimamente. Se vogliamo parlare della preistoria di questo territorio, fondamentalmente abbiamo due grandi protagonisti, quello che si vede sul lato destro, l'uomo Neanderthal e l'uomo sapiens, cioè fondamentalmente noi. Per quanto riguarda il primo, possiamo definirlo un nostro vicino più che un nostro antenato. Vabbè, vediamo un po' brevemente da quello che si vede in questa mappa, fondamentalmente è l'unica vera specie storica europea, vedete una cartina che dimostra la distribuzione dei principali resti umani riferiti all'uomo di Neanderthal e diciamo è questo nostro cugino che ha lasciato le tracce più antiche che riusciamo a trovare oggi nel nostro territorio. In linea di massima non abbiamo dei veri e propri siti archeologici ben strutturati in questa zona qui, abbiamo trovato però dei manufatti creati, lavorati, non fatti in pietra scheggiata in senso per più, lavorati con una tecnica particolare che ci permette di attribuire questi effetti all'uomo Neanderthal e a circa, possiamo dire, circa 60.000 anni fa, sono 40-60.000 anni fa. Quelli che vedete qui sono dei disegni di alcuni dei reperti riferiti all'uomo Neanderthal che sono stati ritrovati nel sito. Sono tutti materiali, definiamo sporadici, quindi raccolti in superficie, non in un sito archeologico vero e proprio. In Castiglio ne abbiamo, ma anche in tutta la zona delle Prealpi, per esempio il Coltello, i vari punti ne sono stati individuati. Andando un po' per sommi capi, giusto per farvi un excursus, ad hoc l'uomo di Neanderthal fondamentalmente viene sostituito dall'uomo sapiens, l'uomo anatomicamente moderno, cioè fondamentalmente da noi, anche in questo territorio attorno ai 43-44 mila anni fa. Come sappiamo l'uomo sapiens è una specie che si sviluppa, che nasce in Africa e poi attraverso varie fasi di migrazioni colonizza tutto il continente asiatico per poi arrivare in Europa e diciamo sostituirsi alle popolazioni di Neanderthal che erano già presenti nel territorio. Per quanto riguarda questi primi uomini sapiens, in realtà tutto quello che diciamo abbiamo pochissimi dati, c'è qualcosa nel Bellunese, sul Monte Arena. Per quanto riguarda il Trevisan è stato trovato qualcosa in un vigneto in zona di Doro, ma in generale pochissimi materiali, per cui vi ho fatto qualche immagine, invece dei manufatti prodotti e quindi uomini sapiens in uno dei siti più importanti per la ricostruzione di questo periodo, che è la grotta di Fumane, che si trova nei Monti Essini. L'Homo sapiens arriva in Europa con una tecnologia un po' diversa, in realtà sarebbe da discutere molto su questo, uno dei temi in cui si sta lavorando molto, in ogni caso vediamo soluzioni di serie molto diverse da quelli del Neanderthal, da strumenti in osso, come appunto cuori, spatole, cos'è, il toro, abbiamo poi la pietra, lo sciamano, umano, un primo dipinto su una placchetta calcarea. Di queste fasi antiche in realtà abbiamo pochi dati, non solo perché sono antiche, ma perché
circa 20.000 anni fa abbiamo quello che viene definito l'ultimo massimo glaciale, quindi una forte fase di espansione glaciale in cui tutta la zona alpina viene ricoperta dai ghiacci. Lo vedete bene in questa mappa qui sulla sinistra, che dimostra come doveva essere il territorio della penisola italiana durante l'ultimo massimo glaciale. E perché questo è importante? Perché fondamentalmente l'attività dei ghiacci va a cancellare completamente, non completamente, ma quasi completamente, le tracce delle presenze antiche, quindi queste rimangono solo in alcuni punti un po' più riparati e protetti, dove il ghiaccio non è arrivato, dove il ghiaccio non è eroso completamente, cancellando le testimonianze antiche, come appunto il Cansiglio, come Montavena, come località, per lo più lungo la zona delle Prealpi. Durante l'ultimo massimo glaciale, fondamentalmente, dobbiamo immaginarci un tipo di ambiente, che è quello che troviamo oggi ad altitudini elevate, quindi un tipo di ambiente come è indicato qui nell'immagine. Se poi guardiamo più da vicino la zona della Valsagna, del Nivelle di Veneto, questo schema in alto a destra dimostra un po' come deve essere la situazione, quindi con il ghiacciaio del Piave che scendeva ricoprendo tutta la valle e sfociando in pianura, andando a creare quello che era l'anfiteatro morenico di Vittorio Veneto e poi infilandosi lungo la Valsana fino a Gallia. Poi insomma diciamo le morene del ghiacciaio del Piave sono quelle che hanno portato alla formazione dei laghi. Durante questo periodo abbiamo pochissime tracce di occupazione di tutta la zona prealpina veneta. Sicuramente non era abitata in modo stabile, le uniche evidenze che abbiamo le vedete rappresentate qui da questi puntini rossi, localizzati per lo più fra i monti Iberici e un po' sul Messicano, sempre Romano. Fondamentalmente il territorio, la zona diciamo prealpina veneta, è un territorio di caccia sfruttato da popolazioni che provengono dall'Italia centrale, dalla zona delle Marche, arrivano, attraversano tutta la pianura padana con strumenti fatti in selce dell'Italia centrale, strumenti da caccia, armature come quelle che vedete qui, che poi abbandonano in siti chiaramente occupati in periodi diciamo molto non continuativi, sono dei piccoli accampamenti di caccia in cui spesso si trova il popolare e quindi strumenti abbandonati attorno, alcune schegge per il ravvivamento, la risistemazione di questi strumenti utilizzati per la caccia. Quindi fondamentalmente abbiamo tra i 25 fino ai 19-18 mila anni solo un'occupazione per la punta di caccia di questo territorio. A partire da circa 17.000 anni, 18, il territorio inizia quella che si può chiamare la deglaciazione, quindi una nuova fase di riscaldamento climatico e che porta al graduale scioglimento di tutte le masse glaciali che abbiamo visto prima raggiungevano fino alla pianura. Questi sono due schemi abbastanza esplicativi che mostrano il ghiacciaio lungo la valle dell'Adige, quindi siamo sulla zona di Essini, come doveva essere circa 15.000-16.000 anni fa, quando ancora le lingue che arrivano fino al bordo della pianura, e poi già come 1.000 anni fa vediamo che tutte le vallate erano in questa zona. Diciamo, le prime testimonianze sono rappresentate da un altro sito che non vi ho ricordato, ma che è molto importante, che ricorda quindi sappiamo che già circa 17.000 anni fa c'erano gruppi umani che vivevano stabilmente nella zona prealpina. Uno degli altri grossi effetti di questo cambiamento climatico che avviene con la fine della glaciazione, che va di pari passo con lo scioglimento delle masse glaciali che si erano immobilizzate sulla zona alpina, è il graduale innalzamento del livello marino. Durante il massimo glaciale il livello del mare
diciamo, tutto il mare Adriatico si era abbassato di circa 125 metri, quindi la linea di costa era all'altezza di Ancona. Poi gradualmente l'acqua risale, sommerge tutta questa grande pianura che si era creata fino ad arrivare più o meno su quella che è la linea di costa attuale. Se diciamo, tutta questa dinamica a livello ambientale e climatico è nota, diciamo, con grande dettaglio anche nella zona che ci interessa più da vicino. Questo perché il ghiacciaio del Piave ha lambito il bacino del Canschillo, lo vedete sempre in questo schemina che abbiamo visto anche prima, e anche in questa zona qui ha lasciato dei cordoni morenici che alla fine della glaciazione con poi lo scendimento del ghiaccio hanno dato luogo a un piccolo bacino lacustre che è quello che oggi è noto come il Palmetto. Questo sito è molto importante perché è uno degli archivi parambientali più importanti per ricostruire tutte quelle che sono le dinamiche sul cambiamento e l'evoluzione delle specie vegetali, delle associazioni vegetali, quindi anche del clima, per quanto riguarda le Alpi meridionali in generale. Che cosa è stato introdotto all'interno di questo bacino? Vedete qui uno schema, una rappresentazione di quella che è la sequenza stratigrafica, quindi i vari strati che si sono depositati nel corso del tempo e che hanno registrato sedimenti fini che si formano all'interno dei laghi, e poi pian piano con, diciamo, man mano il materiale andava a formare il bacino lacustre, questo si è intorbato e quindi abbiamo, cioè, nella parte alta poi la conservazione per queste, diciamo, condizioni molto particolari di conservazione, anche degli resti organici veri e propri, quindi tronchi, quindi delle immagini, pigne, foglie e così via. Lo studio di tutti questi reperti vegetali ha permesso di un po' di costruire quello che è appunto l'evoluzione ambientale, che vediamo a grandi linee. La cosa, diciamo, da tenere in considerazione è che circa 15.000 anni fa abbiamo un ambiente nella zona del Palmetto che, giusto per ricordarlo, è a circa 1.000 metri di quota, quindi è poco più in alto della piana del Cansiglio. Abbiamo una vegetazione con una foresta di conifere e pino. Lo vedete qui un'immagine che vi può rappresentare questo tipo di vegetazione, che è un tipo di associazione che oggigiorno troviamo a circa 2000 metri di quota. Quindi questo ci fa pensare che sì, 10.000 anni fa siamo nella fase di riscaldamento climatico, che serve l'ultima glaciazione, ma siamo ancora in una fase piuttosto fredda, in cui diciamo che possiamo comparare con quello che oggi abbiamo a 2000 metri di quota. Già pochi secoli dopo abbiamo lo sviluppo di una foresta vera e propria a Piccia e Laris, quindi all'Abete Rosso e Larice, e 11.300, 11.500 anni fa abbiamo la diffusione importante di quelle che sono le latifoglie, sia boschi misti, quindi latifoglie e conifere, che è un po', diciamo, l'ambiente, il tipo di vegetazione, il tipo di paesaggio che dobbiamo immaginarsi, che troviamo oggigiorno in Verside. 11.300-1.500 anni fa è una data importante perché segna l'inizio di un nuovo periodo geologico, l'Olocene, che è fondamentalmente il periodo geologico in cui viviamo oggi, anche se ora si stanno un po' cambiando le cose, facendo poi tante cose. Questo è un altro discorso. Durante questa fase di riscaldamento climatico, quindi a partire dal sito più antico che abbiamo menzionato prima, quindi dai 17, ma poi soprattutto da 15.000 anni fa, abbiamo un'occupazione molto intensa di tutta quella che è la zona alpina. Questa cartina dimostra alcuni dei principali, non sono tutti, siti datati
alla fine del Paleolitico e al periodo successivo che è il Mesolitico, un po' un periodo di transizione tra il Paleolitico e il Neolitico, che è quello di cui insomma, si parla in modo abbondantemente anche visitando le palafitte dell'Internet. Quello che si vede è che in generale tutta l'Italia nord-orientale è una zona molto ricca di questi puntini rossi, di siti, di evidenze, in particolare per quello che riguarda la zona. Questo è un periodo, diciamo, il periodo che mi interessa un po' più da vicino, su cui sto lavorando, e è un periodo molto interessante perché ci sono una serie di nuove tecnologie che vengono adottate da parte di questi gruppi di cacciatori e raccoglitori che in un certo senso si adattano a quelli che sono i grossi cambiamenti climatici e ambientali che vi ho appena descritto, che avvengono in questi ultimi millenni prima dell'arrivo del Neolitico. Sicuramente abbiamo l'introduzione dell'arco, quindi cambiano le tecnologie per la caccia. Qui vedete alcuni frammenti di freccia che sono stati effettivamente trovati in contesti storici del nord Europa. Purtroppo da noi non ci sono condizioni così favorevoli da permetterci di trovare pezzi di legno, le frecce effettivamente manicate come nel nord Europa. Quella che vedete qui invece è una ricostruzione di una freccia fatta utilizzando gli elementi in sece che invece vengono utilizzati nella nostra zona durante il Neolitico, questo tipo di elementi a forma di triangolo o di alba. In questo periodo abbiamo sicuramente grosse evidenze anche della pesca, oltre che della caccia, e qui vedete un po' una carrellata di immagini, anche queste la maggior parte provengono da siti del nord Europa, della Francia o della Russia, addirittura queste qui, che dimostrano l'introduzione di ami per la pesca, trappole, nasse come queste, magari piroghe, anche l'utilizzo di tessuti, quindi sicuramente c'è un forte cambio nelle tecnologie. Quello che vedete qui invece è l'Arcone di Monte Valle Sora, che è uno dei siti, diciamo, datati al Neolitico recente che abbiamo qui nella zona, di Serra di Carbone, una ditta di calore, e quello della ditta del Selva invece, che questo insomma si discute ancora con l'Arcone per la caccia per la pesca, ma nel caso ci mostra anche qui un bel elemento che ci mostra come sono cambiate le tecnologie. Durante questo periodo, in particolare il Mesolitico recente, quindi proprio l'ultimo millennio prima del Mesolitico, abbiamo anche l'introduzione di nuove tecnologie, di nuove tecniche per la scheggiatura. Anche tutto il Paleolitico ne abbiamo utilizzato quasi solo la percussione diretta, quindi andare a colpire direttamente il blocco di sece con un percussore. In questa fase, per ottenere prodotti ancora più regolari e più standardizzati, vengono introdotte tecniche un po' più avanzate, come l'utilizzo della percussione diretta, quindi una specie di scalpello che viene utilizzato come intermediario, ancora la pressione, quindi non si va più a colpire il blocco di specie, ma ci si carica con il peso del proprio corpo fino a raggiungere la forza necessaria per staccare questi elementi che diventano estremamente regolari. In questa fase abbiamo molti anche qui, soprattutto nella fase primitiva, quella del Mesolitico un po' diminuiscono oggetti ornamentali, conchiglie forate, che vengono portate dal mare, fossili, elementi di canini atrofici in servo, questi continuano, diciamo, durante tutta la preistoria sono l'oggetto ornamentale più di moda, si trovano praticamente ovunque e in tutti i periodi. Abbiamo raffigurazioni artistiche, quelle che qui provengono dal Bar Tagliente, sito che ho citato prima sui Multilessini, c'è un bellissimo stambecco qui inciso su un ciottolo.
o ancora qui la testa di un leone, e questo invece è un basso molto di stelse che è stato un po' diciamo, lavorato e inciso in modo da dargli la forma di una lettera, per avere la bocca con l'occhio e le orecchie. Oltre alle lezioni abbiamo anche ciocoli dipinti, e quelli che vedete qui sono i ciocoli che sono stati trovati al riparo di Laguna, che si trova qui una figura antropomorfa, con altri elementi geometrici che possono ricordare elementi vegetali o sì. Per quanto riguarda tutta questa fase, e soprattutto per quello che riguarda la zona appunto più vicina di Velette, il Cansiglio sicuramente è l'archivio archeologico, se volete, più importante. Questo perché a partire dal 93 sono iniziate tutta una serie di ricerche archeologiche che hanno permesso di individuare e di scavare in modo molto approfondito vari siti che vedete rappresentati qui nella cartina. Questa zona pianeggiante centrale è la piana del Cansiglio, questo è il Museo dell'Uomo in Cansiglio, piano Osteria, poi qui con le stelline vari siti. Ne parliamo brevemente. Il bus della Luna si trova sul versante Teulano, che fino a poco tempo fa, come poi vedremo, era il sito più antico tra quelli conservati nella piana del Cansiglio, circa 12.300 anni fa. Questo, come tutti gli altri siti scavati inizialmente, sono siti all'aperto, quindi qui l'unico materiale, l'unico tipo di reperto archeologico che si è conservato sono gli strumenti di specie. Qui vedete alcuni degli elementi caratteristici che sono le punte delle frecce di quel periodo a forma di trapezio, come questi qui, che si chiamano di troncature o punte a dorso, quindi questi. Il Palchetto, oltre ad essere un importante archivio da un punto di vista paleoambientale, ha anche restituito due principali zone di occupazione umana, con anche qui dei materiali molto belli che sono visibili all'Uomo in Cansiglio. Questi si inquadrano proprio nel momento di passaggio tra il Paleolitico e il Mesolitico, quindi circa 11.500-11.300 anni fa. Tra le cose più interessanti trovate è questa, possiamo citare questa qui, che è una riserva di blocchi di selce che è stata portata dalla Val Belluna fino in Cansiglio e abbandonata nei pressi di questo bacino, probabilmente dimenticato. Sono blocchi di selce che sono stati testati per vedere la qualità e poi in realtà non utilizzati. Tutto quello che è il versante tra Caserta di Sante e Caserta di A, quindi il versante occidentale del Biancansiglio, questa zona qua, è un'area estremamente ricca di evidenze, è pieno di siti che un po' si accavallano l'uno sull'altro. Si testimoniano l'occupazione del Biancansiglio durante il Mesolitico, tra circa 11.000 anni fa. Anche in questi siti testimoniano per lo più la presenza dell'uomo per motivi legati alla caccia, quindi la maggior parte degli strumenti finiti, se volete, riguardano le attività di caccia, sono armature a forma di ago, come quelle che abbiamo visto prima, o a forma di triangolo, di segmento, che sono tipiche di questa fase qui. Nel 2017 questo panorama è stato integrato da una nuova scoperta. Abbiamo individuato in località Pian di Lando, quindi un po' più verso nord, vedete qui sulla cartina, questo grosso riparo roccioso, che è noto come Lando, quindi la località che ha dato nome a tutta questa zona del Cansiglio, ed è un posto sicuramente particolare perché cavità così grandi, orizzontali, adatte all'occupazione umana, sono piuttosto rari in Cansiglio, perlomeno di questa estensione.
Nel 2017 abbiamo fatto il piccolo sondaggio 2 metri per 2 metri, in superficie non si vedeva nulla, però il posto era ispirevole, diciamo così, e quindi abbiamo provato a verificare la presenza di un sito archeologico ed effettivamente abbiamo trovato un bel numero di reperti, in particolare appunto manufatti in sede spiegata e frammenti ossei. Questo lo sottolineo perché di fatto è la prima volta in cui nei siti del Consiglio vengono individuati reperti frammentici, reperti quindi legati alle prede che venivano cacciate, ed è diciamo, è molto importante perché ci permette effettivamente di avere molte informazioni in più su quelli che erano gli obiettivi di questi gruppi umani, perché frequentavano il Consiglio, che animali cacciavano, che animali erano anche in quel periodo. Dal 2018 sono iniziate le ricerche estensive, si sono poi interrotte l'anno con il Covid, ma poi abbiamo ripreso anche durante quest'estate. Per quanto riguarda lo scavo, vi dico due parole brevemente. Diciamo, gli scavi archeologici dei contesti preistorici sono sempre scavi che procedano in modo molto lento e minuzioso, perché quello che stiamo cercando fondamentalmente sono dei reperti grandi anche di pochi millimetri, per cui bisogna fare molta attenzione. In linea di massima cerchiamo di individuare il numero più alto possibile dei reperti direttamente sullo scavo, in foto indicati dai sacchettini alle bandierine. La posizione di tutti viene indicata con la stazione locale. Tutto il sedimento che esce dallo scavo viene tolto per quadrati di 50 o di 25 cm, a seconda degli strati che stiamo indagando, viene completamente lavato e flottato con l'acqua in modo tale da recuperare tutta la frazione di carboni. Tutta la parte poi di tassi del residuo che rimane viene fatto asciugare e viene vagliato con le pinzette per recuperare fino anche a denti piccolissimi, dei piccoli roditori e dei topi che vivono all'interno della costa. Quindi diciamo, la parte sicuramente più lunga del lavoro, ma anche questa è molto importante perché ci permette poi di rispondere a tante domande che possono nascere con lo sviluppo delle ricerche. Cosa abbiamo individuato in questi anni di scavo? Quello che vedete qui è un po' uno schema di quelli che sono i vari strati archeologici che abbiamo individuato. Fondamentalmente la parte più alta della stratigrafia fa riferimento al Medioevo, quindi in massima un po' l'occupazione veneziana del territorio del Consiglio, in particolare praticamente in superficie abbiamo trovato un detto, quindi una moneta riferibile al doge Carlo Condrini, se non erro. Abbiamo trovato all'interno di una delle strutture di funzione, quindi dei focolari che si datano al Medioevo, che è una datazione, e poi passiamo direttamente dal Medioevo, direttamente alla fine del Paleolitico. Qui vedete abbiamo due principali livelli che presentano caratteristiche simili, li vedete qui rappresentati nell'immagine, e sono entrambi di colore bianco, quindi abbiamo chiamato VS2 e VS4. E questi si riferiscono più o meno alla stessa, diciamo, in anni, sono più o meno corrispondenti alle altre occupazioni che avevamo trovato nel Consiglio, quindi il palughetto lo possiamo inquadrare più o meno in corrispondenza di questa US2, l'uso della luce che abbiamo visto prima torna molto bene con un S4, infatti qui abbiamo trovato lo stesso tipo di oggetti in senso, lo stesso tipo di armatura, tornando in trapezzi, poi vedremo qualcuna. La cosa più importante, se volete, è che sotto questi livelli ne abbiamo trovato altri, sempre con evidenze di occupazioni preistoriche che ci permettono di andare ancora più indietro nel tempo e arrivare a circa 15.000 anni fa. Quindi di fatto abbiamo al fondo, diciamo, questa è l'US che dovremo scavare la prossima estate, abbiamo una delle occupazioni più antiche per la zona alpina. Siamo comunque a 1000 metri di quota, non è
tecnologia non ne abbiamo sicuramente molti, però insomma, potrebbe essere uno dei più antichi. Come dicevo prima, una cosa molto importante è il fatto che abbiamo occupato resti organici, frammenti ossei, in particolare abbiamo un sacco di elementi riferiti dalla marmotta che veniva pensata in gran quantità su tutti i livelli che abbiamo integrato fino ad ora. Oltre alla marmotta però abbiamo anche altri elementi come animali un po' più particolari, se volete, come può essere l'orso, una falange con delle strie di macellazione, quindi possiamo dire che effettivamente è un animale che veniva cacciato e che non è morto casualmente all'interno della grotta, un altro carnivori, altro animale particolare che abbiamo trovato in gran quantità è l'alce, comunque un incisivo di alce. Ma le scoperte non si limitano al fatto di aver trovato la fauna, come dicevo prima abbiamo trovato un gran numero di manufatti di sece. Qui vedete le ritroncature, quindi quegli elementi simili a quelli che abbiamo visto prima del Buderuni, sono utilizzati per armare il pesce, altri elementi a forma di segmento, un gran numero di creature, e anche questi pian piano li stiamo studiando in laboratorio. Fondamentalmente la parte dello scavo è una parte relativamente veloce in cui si accumulano un grosso numero di informazioni, di oggetti, di dati da analizzare, ma poi inizia tutto il lavoro in laboratorio per studiare, per far parlare questi oggetti, per riuscire a capire effettivamente come vengono utilizzati, come sono cambiate le modalità di lavorazione del tempo. Oltre agli oggetti poi abbiamo una serie di dati che abbiamo preso all'interno del riparo, abbiamo fatto tutta una serie di campionamenti, soprattutto nei livelli più vecchi che sono veramente conservati in modo ottimale. Qui vedete nella fotografia tutti i sacchettini lasciati sul sedimento, questi sono tutti i campioni di sedimento che sono stati raccolti, sia per fare analisi di tipo chimico, per vedere ad esempio se sono presenti grassi e piuttosto che altre sostanze all'interno del sedimento che ci permettono di ricostruire, oltre diciamo di aiutarci a ricostruire come era organizzato il sito. Abbiamo fatto anche campionamenti per il DNA, vedete qui un'immagine qua in alto. È possibile cercare e ritrovare DNA antico all'interno dei sedimenti e quindi possiamo trovare DNA sia degli uomini che hanno frequentato il paro, sia degli animali cacciati che magari non sono presenti all'interno del record di elementi faunistici individuali. Quindi fondamentalmente siamo ancora all'inizio di questo progetto di studio delle prime popolazioni che hanno occupato la zona creatina, che come può essere vedete sicuramente con il continuo degli anni avremo un sacco di informazioni da poter condividere con tutti quanti. Spero di essere stato abbastanza chiaro e vi ringrazio per l'attenzione, vi invito tutti quanti a vedere lo scavo in Casilda che continuerà sicuramente la prossima estate, anche perché proprio diciamo nella prossima estate, il prossimo anno, percorre il trentennale dall'inizio delle ricerche archeologiche in Casilda, quindi stiamo cercando di organizzare una serie di eventi per un po' dare importanza a questo aspetto allo studio diciamo, di queste risorse del territorio. Grazie. Grazie Davide per la tua interessantissima presentazione. Sicuramente vi verremo a trovare in Cansiglio perché il vostro lavoro è fondamentale per comprendere appunto le dinamiche di insediamento all'interno del nostro territorio e speriamo anche noi con gli scavi che stanno andando avanti nella zona dei laghi di poter fornire delle informazioni aggiuntive per le fasi più tarde della preistoria, quindi neolitico e poi protostoria. Quindi grazie e soprattutto per aver sottolineato che il nostro lavoro è sempre molto minuzioso e anche dai frammenti più piccoli riusciamo ad ottenere una gran quantità di informazioni. Quindi grazie veramente. Ci sono delle domande? Sì, buongiorno. Sarà piacere, grazie per l'interessantissimo apporto.
Volevo sapere se si può fare una comparazione tra il paludetto, quindi la torbiera e la ricostruzione forestale, con la foresta di tronchi di larici fossili di Revine. Allora, una comparazione è difficile, diciamo anche lì, da quel che so, adesso quella di Revine non conosco in dettaglio le cose, da quel che mi ricordo dalle datazioni, anche quella dovrebbe essere intorno ai 14.005, mi pare, così, per cui sì, sono diciamo che sono due immagini, poi possiamo definire su due fotografie un po' della stessa dinamica di due momenti nel tempo. È difficile veramente comparare. Diciamo, il vantaggio del paludetto è che quella foresta e i tronchi che abbiamo lì si inseriscono all'interno di una sequenza di strati che quindi ci permette di vedere come cambiano le cose nel tempo. Per quanto riguarda la foresta di Revine, è proprio un'immagine, una fotografia su quello che deve essere sicuramente un'altra zona boschiva, come ce lo possiamo ben immaginare dai dati paleoclimatici che sono stati raccolti. Poi sì, più di tanto credo che sia difficile riuscire a compararle. Poi non so se vuole sapere qualcosa di più in particolare. No, va benissimo così, grazie. Grazie. Anche io posso domandare una cosa? Certo. Forse mi sono persa dei pezzetti perché sono andata anche a fare un po' da hostess durante la giornata, però volevo sapere se sono state fatte delle analisi più approfondite per la provenienza delle materie prime. Hai sentito la domanda? Perché sono Sì. vicino. Sì. Non ho capito dove. Su che sito, sull'angolo? In Cansiglio. In Cansiglio in generale. Sì. Abbiamo allora sono state fatte a varie riprese studi sulla provenienza delle materie prime litiche. Diciamo, per quanto riguarda l'angolo, ci stiamo ancora lavorando, ci sono un po' di cose un po' differenti che cambiano, diciamo, durante la sequenza. In linea di massima abbiamo quasi sempre, soprattutto sfruttamento di pescaglia rossa, di maiolica, di secci che vengono dalla zona bellunese, quindi sempre c'è questo forte contatto tra il bacino di Belluno, la bassa valle Belluna e il Castiglio. Quello che vediamo all'anno è che nei livelli più antichi c'è molta di questa seccia bellunese, poi negli ultimi livelli un po' più recenti c'è anche molta seccia locale, quindi la scaglia chiusa che c'è in Castiglio. Poi nel Mesolitico ritorna di nuovo con la forte presenza di seccia bellunese. Tipo nel sito di Casera di Santi 17, che abbiamo studiato in dettaglio, con Stefano, si vede che c'è anche qualche elemento, diciamo, un po' di elementi che provengono più lontano, sempre diciamo bellunese, ma più da zona centrina di piattaforma, e c'è qualche oggetto un po' più raro che ha altre provenienze, ma di solito sono sempre elementi isolati, quindi dei pezzi degli elementi fatti su ciottoli molto ratti, sono ciottoli che provengono dalla zona friulana, oppure come c'è a Casera di Santi sempre anche delle di rocca che sono la zona interna delle Alpi, sono Monti Tauri che ci mostrano un po' più di contatti su ambito. Grazie, che poi sarebbe super interessante con lo scavo che state facendo qui Sì. in riva al lago, vedere se i movimenti, il modo di sfruttare il territorio col cambiamento climatico e anche poi col cambiamento di stile di vita fra le comunità paleolitiche, mesolitiche e neolitiche, se poi c'è stato un cambiamento anche di sfruttamento dei territori o di movimento proprio all'interno del territorio, di vie di passaggio, che poi sicuramente poi possono interessare anche il lavoro di chi studia i periodi successivi, perché
alcune vie di passaggio poi sono diventati punti strategici anche in epoche successive, in epoca storica, quindi potrebbe diventare un panorama bellissimo unire tutte queste informazioni. Grazie. Qualche sigla vediamo fino al mesolitico recente, diciamo che ci mancherebbe qualcosa di neolitico antico da mettere in mezzo. Bisogna continuare a cercare allora. Ci trasferiamo in Vallata perché in realtà qualche cosa in comune ce l'abbiamo, in quanto dallo studio preliminare che è stato fatto dell'industria litica dei primi 2 anni di indagini, quindi 2019-2020, si è visto che la provenienza della selce viene più o meno dalla Valbelluna e dal Feltrino, quindi qualcosa in comune c'è, qualcosa cambia riguardo ai reperti che abbiamo trovato nella campagna di quest'anno, perché c'è qualcosa anche di provenienza più alpina, quindi vi terremo aggiornati e ci aggiorneremo a vicenda per capirlo. Sì, anche perché poi tu studi la parte storica e i luoghi strategici, esatto. E poi magari puoi individuare su queste rotte poi esatto. anche dell'attenzione a certi di un passaggio, specifici, certo. Super interessante. Grazie. Va bene, grazie al dottor Visentì e buona giornata a tutti. Grazie. Grazie. Grazie Davide. Ciao. Ciao.